Allora, buonasera a tutti, sono Franco Ferrari dell'Ateneo Veneto. Purtroppo il presidente Scarante si scusa, ma anche oggi era impegnatissimo, quindi è, come si dice, un onore, forse non si può dire piacere, ma è un onore avere qui con noi quest'oggi questo concerto, e invitando a chiudere immediatamente i telefonini, se è possibile, do la parola all'organizzatore del pomeriggio, il signor Placella, qui presente, dell'Ampi veneziano, che ci dirà due parole sulla giornata. Grazie. Io porto il saluto della sezione di Venezia dell'Ampi, la sezione Sette Martiri, e vi do il benvenuto. Vi ringrazio di essere qui in tanti. Devo ringraziare innanzitutto il presidente dell'Ateneo Giampaolo Scarante, che ci ha voluto ancora una volta dimostrare la sua generosità nei confronti della nostra associazione. Ringrazio tutti i sostenitori, senza i quali questo evento non sarebbe stato possibile. E quindi ringrazio l'Iveser, ringrazio innanzitutto Sonia Finzi, che è sempre estremamente generosa, ringrazio il sindacato dei pensionati CGIL di Venezia, centro storico, l'Iveser e l'Arci di Venezia. L'Ampi nelle manifestazioni, nelle commemorazioni della Shoah è quasi una cosa scontata per tutti, ma io penso che sia importante continuare a domandarsi il perché. Il nostro compito come associazione che raccoglie i partigiani che hanno combattuto la lotta di liberazione e i loro eredi, che siamo noi e tutti gli altri iscritti, ha come compito quello di ricordare, soprattutto in queste occasioni, la responsabilità dei fascisti nello sterminio del popolo ebraico. Ecco, era quella superbia della razza italica superiore che ha seminato disprezzo e crudeltà contro ogni diversità. Ecco, a questo riguardo io ho trovato necessarie e definitive le parole che ha pronunciato il presidente Mattarella nella cerimonia inaugurale a Roma, il 26 di questo mese, e ho piacere di leggerle pubblicamente, per chi non le avesse già ascoltate. In Italia, sotto il regime fascista, la persecuzione dei cittadini italiani ebrei non fu, come a qualcuno ancora piace pensare, all'acqua di rose, fu feroce e spietata. Tra il carnefice e la vittima non può esserci mai una memoria condivisa. Il perdono esiste, concerne la singola persona offesa, ma non può essere inteso come un colpo di spugna sul passato. La memoria delle vittime innocenti di quelle atrocità è patrimonio dell'intera nazione, che va onorato, preservato e trasmesso alle nuove generazioni, perché non avvengano mai più quegli orrori. Ecco, ma quelle tante distruzioni di storie personali che ha generato lo sterminio hanno causato contemporaneamente un impoverimento dell'intera umanità e perciò noi siamo vicini ai sopravvissuti, che per la dimensione e l'insensatezza della persecuzione che hanno subito sono i testimoni più credibili di quell'oltraggio che è stato fatto al genere umano e sono anche, a mio parere, i portavoce più credibili di un appello alla fratellanza universale, alla lotta contro gli odi, i razzismi, le discriminazioni, i respingimenti. Ecco, con la loro voce e con la loro musica, noi stasera, la musica e la voce che saranno portate a voi da Miriam Megnagi e da Alexandro Gvis, intendiamo fare questo riconoscimento. Una musica che, lo vedrete,
lamento, denunzia, conforto, speranza. Ecco, è un concerto il cui senso sta nel sottotitolo che abbiamo scritto nella locandina. Pensando al passato che torna presente, al dolore che cede la parola ai suoni. Ecco, e io cedo la parola a un testimone, a Lia Finzi, che testimonia per tutti i sopravvissuti veneziani. Buon ascolto.